Prima di tornare in Emilia-Romagna, a Sant'Agostino, nella nuova sede, il grande lampadario del municipio distrutto dal terremoto di 2 anni fa sarà esposto al Museo del Vetro di Murano. È qui che è stato restaurato, un segno di speranza per l'Emilia ma anche per l'industria vetraria muranese. Luca Colombo. Avvicinarsi a fare una coppia abbastanza fedele è molto difficile e comunque anche ci vuole molta esperienza. Io penso che per l'autunno noi finalmente daremo di nuovo luce al lampadario di Sant'Agostino. Il restauro procede sull'isola veneziana di Murano. Sono nati qui, nel primo Novecento, il grande lampadario del comune di Sant'Agostino e i 4 fratelli più piccoli che gli stavano appesi intorno fino al terremoto di 2 anni fa in Emilia-Romagna. Uno è andato perduto nel crollo. 4 giugno 2012. Nel giorno di lutto per le vittime, anche Sant'Agostino conta 2 morti in una fabbrica, i vigili del fuoco di Ferrara riescono a sfilare i lampadari da uno squarcio nel municipio pericolante. La staffetta dei soccorsi passa al consorzio Promovetro di Murano. C'è anche il presidente Luciano Gambaro quel 4 di giugno. Non ci ha pensato 2 volte quando la soprintendenza ferrarese ha chiesto aiuto. Il consorzio contribuisce al salvataggio e si impegna a curare gratis i superstiti. Così ha preso corpo il progetto Una luce per l'Emilia, anche per Murano. Noi questa operazione l'abbiamo fatta principalmente con il cuore, perché era un piccolo atto simbolico che noi facevamo nei confronti di Sant'Agostino, però era anche un grande atto d'amore verso la nostra storia, verso la nostra cultura, perché il lampadario ancora un po' ci appartiene.